19.06, dunque buonasera, ben ritrovati ancora, prosegue il nostro racconto in questa lunghissima edizione straordinaria anche oggi, appena conclusa la messa in diretta dalla Basilica di San Marco. Avete sentito, ascoltato le parole importanti del Patriarca Francesco Moraglia. Vedete già in grafica l'aggiornamento, 87 persone contagiate nella nostra regione, ora vi daremo tutti i dettagli. Sta per entrare in questo studio il governatore Luca Zaia, con il quale torneremo sui passaggi più importanti di questa ennesima giornata vissuta in trincea, con il racconto, la cronaca di quello che avviene nella nostra regione. Restiamo un po' anche su quelle immagini che ci hanno colpito, motivo per cui insieme al Patriarca di Venezia abbiamo scelto di mettere a disposizione le nostre reti perché quante più persone possibile potessero seguire questo momento importante della messa delle ceneri in questa giornata, nonostante l'ordinanza di Ministero della Salute e governatore Luca Zaia che per evitare ulteriori contagi metteva al riparo appunto i cittadini di questa regione, i tanti magari diciamo turisti ancora presenti nella nostra regione. Immagini stupende, anche se avete visto molto chiaramente i banchi vuoti, poche persone cui è stato concesso di entrare e partecipare dal vivo alla cerimonia, perché appunto l'ordinanza impone che non ci si raduni in troppi in un unico luogo, questo per contenere il più possibile la diffusione di questa influenza pesante. Allora, prima di vedere il servizio da Treviso con Cristian Arboit e le tende che sono arrivate appunto anche all'esterno del Cafoncello, i casi confermati a oggi sono 87 nel totale. Cominciamo guardando il dispaccio, il comunicato ufficiale della Regione. Sono 42 nel cluster nell'area di riferimento di Vo e Euganeo. A Vo, poi all'ospedale di Milano 5 i casi, sono 3 operatori sanitari come sapete tra questi, poi ancora 9 invece all'ospedale di Venezia, poi a Limena, novità delle ultime ore, sono 8 i casi, qui riguarda sapete anche una bimba di 8 anni, una bambina che non presenta sintomi, ma in queste ore si sta procedendo ad effettuare il tampone ai familiari e alle persone più vicine. La scuola resterà chiusa per il periodo di isolamento, e la scuola frequentata da questa ragazzina. Poi il cluster di Treviso, è emerso poi anche questo nelle ultime ore e che magari ha fatto un po' più preoccupare, ma ora vi spiegheremo nel dettaglio, dopo il decesso dell'anziana nella giornata di ieri. Seconda vittima in Veneto, dopo Adriano Trevisan, che sapete era la prima vittima in Italia, il pensionato di Vo, Luciana Mangiò, 76 anni, di Paese. Dal 7 febbraio scorso era ricoverata in ospedale e quindi adesso per badante e i vicini sono stati effettuati i tamponi. Purtroppo vedete anche con il passare delle ore 14 persone rientrano in questo cluster di Treviso. Poi un altro ancora da associare con 9 persone, quindi non si sa dove incasellare diciamo queste persone, e quindi è l'ultimo dato disponibile con 87 il totale, lo vedete qui, di contagiati nella nostra regione. Dunque, vediamo all'ospedale di Treviso le interviste raccolte da Cristian Arboit nelle operazioni anche di allestimento delle tende nella giornata di oggi. Ho fatto delle lastre perché avevo una tosse un po' acuta e per fortuna tutto bene, insomma. Negativo quindi? Negativo, sì, tutto bene, però il medico curante mi ha mandato qui al pronto soccorso per sicurezza, insomma. Ecco, quindi lei ha avvertito dei sintomi e cosa ha fatto? Niente, sono stato dal medico il quale mi ha lasciato fuori dell'ambulatorio dicendomi che per precauzione era meglio andare a fare delle lastre. Mi ha chiesto se avevo febbre, ho detto di no, quindi ha detto
sicuramente non è coronavirus, però è meglio sempre andare con la massima cautela e vediamo cosa dicono le lastre. E signora, le chiedo che effetto fa vedere tende da campo all'esterno dell'ospedale? Ma sì, un po' strano, però insomma sì, niente di che, insomma sì, una cosa un po' strana comunque. Fa un po' sì di impressione, però d'altronde sono cose che devono essere fatte. Preoccupata sì, un po' tutti quanti siamo preoccupati, però speriamo bene, dai, comunque vediamo che si risolva tutto, dai. Allora, torniamo in diretta dunque ancora a questa straordinaria, tra poco faremo accomodare il governatore Luca Zaia che è con noi per approfondire tutta la giornata di oggi e aggiornare. Ti chiederei se possiamo andare a Vo, Tony, la situazione a Vo in questa giornata. Vi ricordo ancora che il cluster, cioè quell'area di riferimento, annovera allo stato attuale 42 contagi. Terzo giorno di blocco totale della circolazione per mezzi e persone a Vo Euganeo. Questo è il varco numero 1, l'unico da cui chi è autorizzato può passare, autorizzazioni che arrivano dalla prefettura. Una situazione ancora congelata, all'interno proseguono i tamponi effettuati ai residenti che sono oltre 3.000, quindi serviranno ancora altri giorni. Temperatura quasi primaverile, c'è un forte vento oggi a Vo e c'è anche l'avvio di una nuova iniziativa, cioè per gli anziani o chi è ammalato non può uscire di casa. Un gruppo di volontari coordinati dal comune porta a domicilio la spesa, i farmaci, quindi un aiuto in più effettuato proprio dagli stessi concittadini. Intanto aumenta il numero di cittadini che hanno eseguito il test del tampone, 250 il primo giorno, 450 il secondo, la previsione è di circa altri 500 il terzo giorno. Sono state aumentate le postazioni all'interno della palestra comunale, obiettivo effettuare il prelievo a tutti gli oltre 3.000 residenti al più presto. Intanto con l'ultimo bollettino il numero dei casi confermati a Vo è di 33, 19 dei quali sono isolati in casa, gli altri 13 ricoverati a Padova, oltre al paziente deceduto. Attivato poi in collaborazione con il comune un servizio fornito da alcuni volontari residenti nel paese. Agli abitanti anziani o che non possono uscire di casa verrà consegnata a domicilio la spesa o i farmaci di cui hanno bisogno. Inoltre un negozio di alimentari ha assunto 5 abitanti per far fronte alle esigenze, visto che alcuni dipendenti vivono fuori comune e non possono recarsi al lavoro. Intanto c'è chi vive a pochi metri dai blocchi ma fuori dalla zona rossa e c'è anche un fiocco azzurro. In questa casa lunedì, primo giorno di presenza delle forze dell'ordine, è nato Pietro. Preoccupata? Ma un po'. Voi siete un po' fortunati perché siete proprio al limite. Ma un attimo. Siete fuori però dalla zona rossa. Noi siamo Rovolon. Quindi andate avanti e indietro senza problemi. Siamo per di qua noi. Serve secondo lei tutto questo? Troppo. Troppo? Troppo non so. Farà anche lei l'esame? Ma se me lo chiedono. E poi ci sono i comuni confinanti come Rovolon che vivono una quotidianità condizionata da quello che accade a pochi metri, palestre private aperte, palestre comunali chiuse, mercato settimanale, che qui è la domenica, aperto perché non particolarmente affollato. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze economiche. A Rovolon ci stiamo muovendo molto attivamente con i referenti che abbiamo in Parlamento per spingere, per ottenere risarcimenti, fondi, sostegni economici concreti per le attività, in particolare di ristorazione del nostro territorio. I parcheggi sono vuoti, cioè ci sono disdette importanti, ci telefonano, per carità con molta dignità, però evidenziano un problema serio. È un problema serio che riguarda le attività, riguarda l'immagine del nostro territorio. E poi il modo che abbiamo per raccontarvi l'interno della zona rossa in questi giorni, grazie a Chiara Cartolaro, una residente di Vo, è isolata dunque perché lì vive e dopo essersi sottoposta al tampone ha atteso i risultati. Per alcuni giorni, sapete, l'area è limitata, è delimitata e dunque con i suoi video ci aiuta a raccontare come si vive all'interno di Vo. Vediamo. Buongiorno a tutti, oggi giorno 3 di quarantena, notizia positiva, nessun caso di contagio del coronavirus a Lugano, questo appreso da fonti ufficiali. Io ho deciso
questi giorni ci siamo sottoposti all'esame del tampone e volevo ringraziare il personale sanitario, l'amministrazione e le forze dell'ordine che si stanno muovendo in modo molto efficiente. Io comunque sto cercando di portare avanti la mia quotidianità e coltivare le mie passioni che sono bellezza e palestra nel limite. Tra poco torniamo a Treviso, sapete che desta preoccupazione dopo la morte dell'anziana il fatto che ci siano 14 contagi, 11 di questi riguardano tra l'altro operatori sanitari, quindi ora ci arriviamo con ulteriori dettagli. I test sono stati effettuati dalla microbiologia come da protocollo, i campioni saranno inviati a Padova e poi tutti i pazienti già ricoverati sono stati sottoposti a tampone, il reparto sono state bloccate a scopo precauzionale le visite dei parenti. Ora cerchiamo di riferirvi anche altre novità. Ci fermiamo per pochi istanti e poi con noi sarà Luca Zaia.